passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazzano, dai, tutti in piazza. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, nonostante il tempo bizzarro non ha fermato le nostre riprese. Infatti quest'oggi siamo ritornati nel Veneto, esattamente a Mogliano Veneto, in occasione del Enotrium, la Casa del Vino, appuntamento enogastronomico importante, vinicolo, dove appunto si possono carpire i segreti in maniera un pochettino più corposa del vino veneto. Poi sempre nel Veneto ancora l'appuntamento con Spinea per la strada fiorita, un appuntamento che vede un sacco di persone durante il weekend avvicinarsi in questa meravigliosa cittadina. Noi non potevamo assolutamente mancare. Se vi siete persi una puntata, molto semplice, potete visitare il nostro sito che è tuttinpiazzatv.com, o altrimenti, se state organizzando un evento, una sagra o comunque una festa, una fiera, potete tranquillamente contattarci alla nostra redazione, saremo noi pronti e presenti ad intervenire direttamente lì, dove lì, proprio lì, in piazza, tutti in piazza.
E tutti in piazza, quest'oggi si ferma qui ad Empoli in occasione della 7ª sagra del carciofo empolese, un appuntamento importante anche perché insomma si valorizza veramente il territorio, questo carciofo che ha la particolarità di essere un po' più dolce degli altri carciofi e di non avere le spine. Ma per saperne di più rimani con noi e poi attenzione perché c'è un dubbio che ci arrovella la mente, ovvero: ma è più importante la saga del carciofo quest'oggi o il fatto che l'Empoli sia tornato in Serie A? Allora, siamo insieme a Giancarlo Voldrini, buongiorno, Buongiorno. dell'Associazione Culturale La Costruenda, Sì, di Empoli. in occasione della 7ª edizione del Carciofo di Empoli. Sì, esatto. Allora, ce ne parli un pochettino meglio della particolarità di questo carciofo? Questo carciofo, diciamo, è un prodotto tipico della zona che già nei primi del Novecento veniva coltivato, diciamo, in maggioranza da diverse aziende agricole. Poi si è perso un po' di popolarità perché dal sud, diciamo, sono venuti in grande espansione a portare i prodotti. Allora, verso la fine anche il dopoguerra ha perso, diciamo, questa importanza. È stato ricominciato alla fine, diciamo, al principio degli anni '80 la coltivazione del carciofo. Qui a Empoli il carciofo viene coltivato un po' dappertutto da piccoli proprietari, però massimo che so 100-200 piante e quindi viene fatto solo da un produttore che vedo là alla mia destra che coltiva circa diversi ettari di carciofo. Ma diciamo la particolarità che si differenzia dagli altri carciofi, qual è in definitiva? In definitiva è un tardivo, è un carciofo tardivo, è l'ultimo carciofo della zona, penso anche del resto di tutta Italia. È un prodotto molto tenero, non è né un violetto, è proprio un carciofo empolese, tipico di cosa. Difatti si è chiesto anche di fare un DOP e ci stiamo lavorando, già dal 2009 è stato riconosciuto che è un carciofo particolare dall'Unione dei Comuni. Bene, quindi se qualcuno dovesse dire sei un carciofo non è un'offesa No, ad Empoli perché anzi è un pregio. È vero. Va bene Presidente, la ringrazio Prego. e buona giornata. Grazie a lei. Allora, siamo insieme a Maroni Roberto, buongiorno. Buongiorno. Produttore del carciofo, del vero carciofo empolese. Sì, giusto, Allora, giusto. quello che avevamo cercato di capire è qual è la differenza tra un carciofo e quello empolese. Sì, allora il carciofo empolese, diciamo, è particolare perché innanzitutto è un carciofo senza spine rispetto agli altri e poi ha una consistenza molto tenera e anche il sapore è piuttosto dolciastro rispetto al classico sapore amaro dei carciofi normali. Potremmo abbinarlo su quale pietanze? Per esempio si presta molto per essere mangiato anche crudo, per esempio come carpaccio, così, e poi anche quando è cucinato appunto diciamo è un po' più dolciastro rispetto agli altri carciofi. Diceva il Presidente che c'è più richiesta che produzione, è un problema questo? No, il fatto è che il carciofo empolese oramai è coltivato a livello di nicchia, nel senso che ci sono pochissime aziende che lo coltivano, per cui la sagra sta andando molto bene e quindi c'è tanta richiesta. Poi quest'anno, fra l'altro, la stagione non è stata tanto favorevole perché con il Burian anche il carciofo empolese ha un po' sofferto. Senta, una ultima curiosità, su un buon carciofo empolese, quale bottiglia di vino abbiniamo? Allora, direi che il miglior vino da poter abbinare al carciofo è il rosé. Ah, quindi un pochettino Sì, più sì, morbido. sì. Bene, io la ringrazio e buona giornata. Grazie mille, buongiorno. Empolese, le piace? Ma non lo so perché siamo arrivati ora, quindi non lo so. Il carciofo empolese gli è sempre stato un carciofo rinomato. Rinomato. Ma oggi è più festa per il carciofo empolese o perché l'Empoli è tornato in Serie A? Ah, perché l'Empoli è tornato in Serie A, penso di sì. Cioè, quindi tutti a carciofi, ad Tutta Empoli. carciofo a Empoli. Va bene, grazie e buona giornata. Prego. Ti sei allagato o hai paura che succeda? Acqua Defender ha la soluzione per te. Proteggi subito e facilmente la tua abitazione installando una paratia anti-allagamento. Acqua Defender, brevettata Made in Italy. Devi ristrutturare o riqualificare il tuo immobile o condominio? Ora ci pensa Art Color di Pivato Luca, dal 1991 a Camalò di Povegliano.
A Mogliano Veneto, da oltre 40 anni, Audiofile, vendita e costruzione di prodotti audio ad altissimi livelli, amplificazione a valvole e MOSFET, diffusori con il trasformatore di Oscar Heil, assistenza post vendita. La ditta Bellato realizza prodotti in ferro personali ed unici, scale, ringhiere, cancelli, inferriate, letti, lampadari e molto altro. Diamo solida forma ad ogni idea. L'azienda Fratelli Bortolan dal 1991 a Castelfranco Veneto testimonia competenza, serietà, puntualità nel sistema dei trasporti nazionali ed internazionali. Dal 1980 Bruno Bet Eurorepar Car Service, vendita e assistenza specializzata autoveicoli nuovi, usati e rimorchi, installazione ganci traino, servizio pneumatici, revisioni e noleggio auto. Dal 1994 Vetreria Artistica Busato fu fondata dal maestro Gino Busato, vanta un'esperienza di oltre 70 anni nella lavorazione del vetro, esperienza che si tramanda da padre in figlio, l'arte del soffiare il vetro. A Volpago del Montello, DG Cost Metal, consulenza, progettazione e costruzione di strutture metalliche per edifici industriali, civili e zootecnici, con materiali di qualità e personale altamente qualificato. Ciao, da Emporio Montello trovi un servizio esclusivo. Da noi non serve più che acquisti il bancale di pellet, il bancale di legna o i tronchetti. Un nostro incaricato settimanalmente passerà a casa tua e ti lascerà solo quello che consumi settimanalmente o quindicinalmente. LDR Laboratorio Artigianale, specializzati nel benessere dei materassi e nel design del settore tende, produzione di materassi, trapunte, coperte, guanciali e tappezzeria. Corregge la postura, rinforza la muscolatura, decontrae, rassoda, rilassa. Life, la poltrona posturale a massaggio ondulatorio per il benessere. Lucchetta Camper offre prodotti nuovi e usati adatti a tutte le esigenze. Inoltre, assistenza su qualsiasi marca con personale altamente qualificato, market, accessori e noleggio. A Sarego da 45 anni, Menti Metal Meccanica, leader nella lavorazione del filo metallico, acciaio, ottone, alluminio per la realizzazione di particolari piegati, torniti, tiranti filettati, griglie e cestelli. Norbiato Pavimenti, da 70 anni, nel settore della pavimentazione pregiata e alla veneziana, con elevate competenze ed eccellenti materiali utilizzati, sempre alla ricerca della composizione figurativa. Officina Multimarche Ostanello, servizio gomme, tagliandi auto, mappatura centraline, ricarica clima, soccorso stradale. Ora nuova apertura a Pordenone. Vienici a trovare. Pulimarca produce ed installa tende da sole, box auto, coperture esterne, oltre che soluzioni contro insetti e zanzare. Ci trovi a Pregaziol per una consulenza gratuita. Annuale Rebuilder Rete d'Impresa. Gestisce ristrutturazioni e riqualificazioni del patrimonio edilizio. Un unico soggetto che realizza tutte le opere previste, con costi e tempi sempre certi. L'obiettivo della cantina Rigoni è di studiare ed elaborare la storia del vino, creando veri capolavori con vini esclusivi ed unici che inebriano il palato ad ogni sorso, corposità, struttura ed equilibrio. Rizzardo SRL, da quasi 40 anni nel settore delle autodemolizioni, con passione e serietà al servizio del cliente, offrendo ricambi garantiti e selezionati. Ci trovi a Volpago del Montello. ZCR SRL, costruzioni proprie di privati e pubbliche con professionalità ed esperienza, coadiuvato da un team strutturato. Garantisce una risposta di qualità alle richieste dei propri clienti. Da 50 anni a Marcon, Passamanerie Zuccon, specializzata nella vendita all'ingrosso e al dettaglio di passamanerie, montature per tende, articoli di merceria e molto altro. Visita il nostro sito. Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti,
invaso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti in piazza!